Perro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, per riprendere in qualche modo, buongiorno dottoressa, la vedo già collegata, eccoci, ben ritrovata. Buongiorno Anna. Allora, torniamo un po' a parlare di ragazzi, perché oggi è il primo giorno di scuola e fino ad ora insomma, abbiamo parlato soltanto delle problematiche legate alla scuola con il precariato degli insegnanti, ma vorrei accendere la luce, il faro proprio sui ragazzi che tornano dopo il Covid a ritrovarsi, a condividere anche le loro espressioni, perché non ci sono più le mascherine, tornano ad avere un compagno di banco, perché finalmente i banchi tornano ad essere uniti, non c'è più il distanziamento, insomma torna la scuola pre-Covid, una scuola che però ha imparato molto dal Covid. Vorrei partire da qui con lei, che cosa ci ha insegnato questo Covid, che cosa ha insegnato a questi ragazzi, come ha cambiato la modalità, anche le modalità in qualche modo relazionali? Beh, intanto bello che torniamo a parlare dei ragazzi, io vorrei che dei ragazzi non si smettesse mai di parlare perché sono un argomento importante, sono il nostro futuro. E anche che non si pensi che mettere le mascherine o togliere le mascherine sia il fulcro di qualunque problematica presente e futura, perché comunque potremmo aver superato la fase di scuola di emergenza, ma comunque tornando a prima dell'emergenza la scuola era un ambiente dove ci sono dei problemi da risolvere e forse dobbiamo ritornare a risolvere quei problemi che erano ancora dei nodi irrisolti. I bambini e gli adolescenti non imparano le competenze per entrare in relazione con i loro pari semplicemente perché tolgono le mascherine e quindi su queste abilità relazionali, sul come si sta in società, dobbiamo sempre essere presenti come adulti e poterli accompagnare in questo percorso di crescita, al di là del fatto che possano sicuramente con la felicità di tutti avere un compagno di banco e sorridersi senza le mascherine. Senta, si dice da sempre, no, che la scuola è una grandissima agenzia educativa, forse una delle più grandi. È ancora vero secondo lei? Sicuramente è ancora vero e non credo che perderà mai questa sua funzione, però la scuola da sola è solamente una massa di mattoni. La scuola non dobbiamo dimenticare che è composta dalle persone, quindi dai bambini, dagli insegnanti e dalle famiglie. È la società che è un posto educativo e a questa società dobbiamo tutti contribuire. Per questo dico, non pensiamo che i problemi siano superati, è superata una fase emergenziale, quella fase dove si davano delle risposte immediate a delle situazioni che si modificavano. Ora possiamo ritornare ad occuparci di problemi strutturali e quindi aiutare questi ragazzi ad avere una formazione giusta che non comprende solamente le materie scolastiche ma anche il loro stare nel mondo, così come gli insegnanti hanno bisogno di aiuto per riuscire a stare vicino ai bambini e anche ai genitori, perché ci sono spesso corsi di formazione per gli insegnanti, ma quando è che si trova lo spazio anche con i genitori per poter riflettere sul proprio essere genitori, come accompagnare i bambini nella crescita? Vorrei chiedere alla regia se possiamo riproporre l'intervista, la breve lanciata preparata della dottoressa Carmela Palumbo, perché nel fare il suo augurio ai ragazzi e ai genitori ha detto due cose importanti. Allora, dottoressa Pizzoferro, gliela faccio riascoltare, la faccio riascoltare anche ai nostri telespettatori perché vorrei commentarla con lei. L'augurio ovviamente è di tornare ad una modalità di relazione serena con i compagni, con gli adulti, si cresce nella relazione, si cresce con gli altri e l'ambiente straordinario in cui ancora adesso, nonostante i social eccetera, lo si può fare è la scuola, è l'ambiente di relazione per eccellenza in cui ci si misura nelle proprie capacità, nella propria timidezza, nella propria come dire, resilienza, attenzione, insomma ci si misura con gli altri e poi si cresce nelle competenze, nelle conoscenze. Quello che raccomando ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto ai più grandicelli, è di seguire i percorsi di studio che sentono più vicini alle proprie capacità, ai propri interessi. Quindi non farsi guidare troppo dagli altri, dagli amici, dalla famiglia in questo, ma di seguire veramente quello che ci piace. Perché
quello che è importante è riuscire a fare qualunque percorso di istruzione professionale, istruzione tecnica, istruzione liceale, con successo. Per le famiglie dico una vigilanza e un'attenzione discreta. Non essere assillanti troppo con i figli, ma essere comunque presenti quando hanno bisogno e quando ci si deve confrontare con l'ambiente scolastico, soprattutto se ci sono problemi. Allora, dottoressa Pizzoferro, ho preso appunti anch'io perché la dottoressa Palumbo ha detto una serie di concetti a mio avviso molto importanti. Il primo, si cresce con gli altri, la scuola è l'ambiente di relazione per eccellenza. Sì, vedo intanto studi che dicono che possono apprendere meglio in un ambiente sereno, quindi non è vero che se li mettiamo troppo sotto pressione imparano con spirito di sacrificio ad apprendere i contenuti. Per riuscire ad apprendere non devo essere soverchiato dall'ansia, quindi devo essere in uno stato di focalizzazione dell'attenzione che posso avere se l'ansia non è eccessiva. Quindi dobbiamo sì imparare a trasmettere le regole ai bambini, a trasmettere dei doveri, ma non devono stare in un ambiente di eccessivo stress e soprattutto devono essere in un ambiente che ritengono accogliente. Sono totalmente d'accordo, vorrei solamente fare però un breve inciso sul fatto che la dottoressa diceva ritornare ad una relazione serena. Ecco, nei 2 anni di Covid, quando ci siamo confrontate, Anna, io molto spesso cercavo di riportare le famiglie a non essere eccessivamente allarmate da questa situazione di emergenza, non è una situazione che i bambini non possono affrontare. In questo momento invece vorrei sollevare un attimo il problema sul fatto che non dobbiamo pensare che all'improvviso si ritorna indietro in una situazione idilliaca in cui c'erano solo relazioni serene, perché anche prima, anche quando si era in presenza nella scuola, sono presenti difficoltà relazionali tra i compagni, sono presenti atti di bullismo e problemi di autostima e di cattiva relazione tra i bambini. Quindi non dobbiamo in questo momento accantonare e pensare che non hanno più bisogno di noi perché si torna magicamente a una relazione serena. Infatti vorrei tornare con lei poi sul bullismo, anche sul cyberbullismo, con degli episodi che sono capitati anche qui nel nostro territorio, però volevo fare un passaggio su un altro punto della dottoressa Palumbo che parla di interessi e capacità, cioè provare ad ascoltare che cosa ci piace fare veramente, perché la cosa importante è riuscire a portare avanti un percorso con successo, qualsiasi tipo di percorso sia, non necessariamente socialmente riconosciuto. È sicuramente condivisibile l'idea che dobbiamo aiutare i bambini e poi gli adolescenti a sviluppare un proprio pensiero autonomo e a inseguire dei propri desideri, che innanzitutto vanno riconosciuti anche dalla persona stessa, che se è ancora immatura, non sa neanche dire che cosa vuole dalla vita, ma arrivare a questo percorso di consapevolezza. Anche qui i bambini non possono farlo da soli se non sostenuti dalle figure educative, dai genitori e dagli insegnanti che prima di tutto li educano all'autonomia. Stamattina mi era stata fatta una domanda rispetto al carico delle mamme che devono aiutare i bambini a fare i compiti. Ecco, ci terrei a dire che i genitori insieme agli insegnanti devono aiutare i bambini ad imparare a fare i compiti da solo. Quindi il ruolo del genitore non è fare i compiti con il bambino, ma aiutarlo a maturare in questa autonomia, che se nel fare i compiti, quindi nel fare i compiti pratici, poi diventerà anche un'autonomia nel fare delle scelte per la propria vita. Come possiamo invece ad aiutarli a gestire e riconoscere gli episodi in cui i nostri ragazzi sono a disagio con i loro compagni? Innanzitutto insegnandogli a coltivare il dialogo e l'ascolto, quindi li possiamo aiutare con l'esempio. I bambini imparano da quello che noi facciamo con loro, quindi se ci diamo dei tempi e degli spazi per ascoltare, per dialogare, allora apriremo in loro questo canale di riflessione con il quale a loro volta sono più capaci e predisposti di mettersi in osservazione e in ascolto delle proprie emozioni e delle emozioni degli altri compagni, perché sicuramente i bambini e gli adolescenti possono essere di aiuto in prima linea anche per cogliere dei vissuti di disagio dei loro pari. L'aiuto dei pari tra di loro è sicuramente fondamentale nell'aiutarci a crescere, aiutarli a crescere meglio. Ecco, lei ha parlato di pari, stiamo assistendo ormai
da diverso tempo a questa parte un fenomeno che avviene proprio tra pari. Questi ragazzi che si danno appuntamento attraverso i social network, in particolare TikTok, che ha insomma dei tempi, i tempi di attenzione si sono abbassati molto, e quindi non si seguono più i video di Facebook, ma si passa a TikTok, dove i video insomma durano dai 10 ai 15 secondi, non di più, e i pari si ritrovano lì e poi lì si danno appuntamento fuori. Abbiamo visto centinaia di ragazzi ritrovarsi in Piazza dei Signori piuttosto che ad Oderzo in piazza, questi appuntamenti, momenti corali in cui deve succedere qualcosa, succede qualcosa, e questo qualcosa è quasi sempre qualcosa di violento, è una sfida. Come ci aiuta a interpretare questo meccanismo, cioè questo viaggio che dal social ci porta alle piazze e poi da lì a diventare spettatori di un episodio di violenza? Sì, leggo spesso delle teorie un po' colpevolizzanti verso i bambini e gli adolescenti che usano i social, però non dimentichiamoci che i social non sono stati inventati dai bambini né dagli adolescenti. Gli stessi TikTok o altri social non sono stati inventati dai bambini, sono stati inventati da adulti, dalla nostra società, che ha preso questo strumento e l'ha messo nelle mani dei bambini. E quindi è come se gli dessimo delle armi che gli adulti stessi non sanno utilizzare e poi li lasciamo in balia del fatto che loro da soli devono imparare ad utilizzarli. Dico armi, ma potrei dire anche semplicemente il coltello può servirci per mangiare a tavola, ma il coltello può diventare qualcosa che ferisce se lo diamo in mano a un bambino che non sa utilizzarlo. Ma pensiamo prima di tutto in che modo lo utilizzano gli adulti. Non sono forse anche gli adulti che con i mezzi che abbiamo adesso a disposizione sono diventati molto più impulsivi, per esempio nello scrivere, e abbiamo anche tra adulti molto più facilmente delle discussioni. Non sono anche gli adulti diventati molto più superficiali, sono per esempio molto più comuni le relazioni, anche le relazioni affettive, che iniziano e finiscono nel giro di un'ora di messaggi. Ecco, noi stiamo dando un esempio agli adolescenti. Gli adolescenti non fanno altro che mettere in pratica ciò che vedono essere nella società. Quindi non possiamo chiedere ai bambini e agli adolescenti di cambiare se non c'è prima una società alle loro spalle che cambia. E quindi passa per una riflessione sul modo in cui sta utilizzando i social, sul modo in cui i social entrano nella vita reale, che poi a cascata con il loro esempio loro potranno insegnare ad utilizzarlo diversamente anche alle giovani generazioni. Avrebbe un senso porre un limite, secondo lei? Ci sono diverse famiglie spaventate dal fatto che il social in qualche modo comunque stia sostituendo la lettura di un libro, l'esperienza di un libro in cui ci tuffiamo, in cui lasciamo così volare la nostra mente, rispetto a quella di un social in cui insomma sostanzialmente vivono le emozioni, quelle più veloci, quelle più d'impatto, in cui non c'è nemmeno il tempo per ragionare. Ha un senso porre un limite? Nella vita servono dei limiti, servono delle regole, ma soprattutto serve un pensiero dietro a questi limiti e queste regole, perché possiamo vietare per un determinato periodo, possiamo pensare che non è ora di dare degli strumenti quando il bambino in una certa fascia d'età non è ancora maturo, ma prima o poi con questi strumenti si deve confrontare. Quindi il limite e la regola da soli possono anche essere controproducenti se poi magicamente all'improvviso, crescendo, diamo al bambino questo stesso strumento per il quale non l'abbiamo mai preparato. Quindi il limite va dato di pari passo alla formazione con la quale li prepariamo poi ad utilizzare gli strumenti in base alle competenze che vanno via via maturando. Tra l'altro è una scuola sempre più tecnologica, l'abbiamo visto, siamo entrati con le nostre telecamere dentro alle classi e insomma c'è la smart TV, ci sono oltre alle LIM, insomma stanno davvero entrando le televisioni, i computer, e in qualche modo sta sparendo la carta. È un processo evidentemente inarrestabile, quindi questi stanno diventando i linguaggi dei ragazzi? Sì, per questo appunto non possiamo semplicemente eliminare o limitare. C'è una competenza tecnica delle giovani generazioni che non possiamo trascurare, e questa competenza tecnica va sostenuta
ma deve andare di pari passo appunto ad aiutarli a gestire questi strumenti, del quale nessuno più farà a meno. All'inizio mi diceva Anna, che cosa ci lasciano questi 2 anni di pandemia e questi 2 anni di scuola in didattica a distanza? Sono 2 anni nel quali non dobbiamo buttare via appunto, il bambino con l'acqua, perché sia i bambini che gli insegnanti hanno imparato ad utilizzare degli strumenti che possono essere anche molto utili in momenti particolari nel quale magari non ci si può veramente ritrovare, non solo per il Covid, ma ci sono tante altre situazioni, appunto anche patologie croniche di alcuni bambini che non li permettono di andare a scuola con continuità, scusi. E quindi questi strumenti vanno ora appresi nella maniera giusta, dobbiamo farli diventare parte integrante della nostra vita, non farci guidare dagli strumenti ma averli al nostro servizio. Senta, l'ultima battuta in apertura lei ha detto ci sono diversi altri problemi che riguardano in qualche modo la scuola. A che cosa si riferisce? Beh, sicuramente l'età dell'adolescenza sappiamo che è una fase di grande cambiamento nel quale molti ragazzi possono sentire un vissuto di disagio, possono mettere in atto comportamenti impulsivi o di dipendenza di vario tipo. Sappiamo che anche i genitori e gli insegnanti a volte hanno bisogno di essere sostenuti nel capire in che modo aiutare ragazzi e bambini che possono avere dei momentanei stati di disagio. Rispetto a questo vissuto non c'era nella scuola un programma strutturale di aiuto di sostegno psicologico, per esempio. Nei 2 anni di pandemia sono stati stanziati dal governo, che ora si appresta a terminare il suo incarico, degli interventi in emergenza, ma appunto a termine. Non c'è una previsione stabile di poter avere lo stesso servizio finita la pandemia, però come dicevo prima dobbiamo ricordarci che i bambini, la scuola non sono in sé un'emergenza, sono il futuro e di questo dobbiamo occuparci sempre. Dovremmo occuparcene in una maniera strutturale e pensata prima che i problemi emergano, perché ricostruire è molto più complicato che crescere già sani, quindi dovremmo pensare alla prevenzione prima che pensare a come poi riparare i problemi. Grazie dottoressa, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato insomma attraverso un'altra luce, un altro punto di vista questo primo giorno di scuola e per aver provato anche a dare alle famiglie qualche strumento in più per gestire le problematiche che riguardano giovani ed adolescenti. Grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, arrivederci. Arrivederci.